La foresta e il libro di Paola Favaro ci racconta una storia meravigliosa, che è quella di riuscire un po' alla volta sempre di più a rientrare in un ambito di tempi della foresta, del bosco, degli alberi, perché questo ci fa capire intanto le nostre origini, che sono origini dell'uomo all'interno di un pianeta che all'inizio era completamente coperto di foreste, ma poi le nostre origini venete, perché ci fa capire la tradizione legata al legno, ai boschi, all'organizzazione dei boschi legati poi al trasporto della legna per la Repubblica Serenissima, ma anche il profondo rispetto e organizzazione per questo bosco, che per certi aspetti adesso abbiamo perso, e solo se pensiamo all'emergenza Vaia ci fa capire come anche la filiera e l'organizzazione del legno della nostra regione erano inadeguati, non erano sufficientemente sostenuti e efficienti per gestire un'emergenza del genere. Queste sono considerazioni molto importanti, non solo da un punto di vista naturalistico, ma poi anche di organizzazione di una filiera da un punto di vista energetico, artigianale, produttivo o altro. Ma il racconto di Paola Favaro, La foresta racconta, è un giro in tutto il mondo per capire che tutto il mondo è paese, perché tutte le realtà e il bosco in tutto il pianeta sta soffrendo a causa dei cambiamenti climatici. E questa sofferenza è molto preoccupante, perché se non corriamo subito ai ripari e abbiamo poco tempo a disposizione, poi sarà proprio la foresta che ci fa capire che è quella che ci sostiene la vita dell'uomo, poi non sarà più in grado di farlo, perché se perdiamo quella, perdiamo l'ambiente, per cui perdiamo lavoro, perdiamo sanità, perdiamo istruzione, perdiamo la vita. Questo libro è un appello: ritorniamo ai tempi della foresta, ritorniamo a conoscere di più la foresta, ritorniamo ad avere un altro approccio rispetto alla foresta. E io veramente ringrazio l'autrice per essere venuta qua a Palazzo Ferrofini, per aver dato veramente un messaggio molto profondo, un messaggio che poi ci fa capire che il bosco, e questo anche in contesto urbano, perché i boschi urbani sono una sfida prioritaria anche per la nostra regione, dobbiamo investire sempre di più per fare in modo che il contesto urbano abbia un supporto arboreo di boschi, di verde, che ci possa risolvere tanti problemi, problemi che si approfondiranno sempre di più nei prossimi anni. Il problema del bostrico, di cui tanto si parla, è un problema molto più grande, molto complesso. A volte si tende molte volte a semplificare troppo, per questo è deleterio, perché in ogni posto bisogna guardare la realtà di quel luogo lì. Sicuramente le piante sono estremamente indebolite dal cambiamento del clima che avvertiamo anche noi ci difendiamo con l'aria condizionata o diciamo in altri modi andando in montagna, loro rimangono lì, non possono fare nulla in tempi brevi, hanno bisogno di molto tempo per mettere in atto delle protezioni diverse o spostarsi lentamente attraverso i loro semi, quindi cosa succede? Che sono molto stressate, sono indebolite, mettono delle sostanze che richiamano gli insetti, che diventano sempre più numerosi. C'è un'evoluzione della popolazione degli insetti di bostrico, Ips typographus è il nome scientifico, incredibile, che poi riesce in quantità numerica incredibile a attaccare anche piante sane. Dovete anche pensare che il cambiamento del clima, il riscaldamento del clima, fa sì che il bostrico, che prima faceva una generazione all'anno, per esempio, ne fa anche 2 o 3 a seconda della quota. Cosa succede? I nostri interventi, questo problema è generale. Naturalmente in Veneto è iniziato con la tempesta Vaia, ma adesso c'è anche in posti dove non c'è stata Vaia, dove ci sono piante che sono solo sofferenti per il caldo, e in tutta Europa l'abete rosso sta soffrendo e sta scomparendo. Questo tipo di problemi a volte è incentivato anche dai nostri interventi. I nostri interventi devono essere molto attenti, non è semplice intervenire sul bosco, perché anche continuare per esempio a fare strade, aperture, scoprire le piante che sono ancora all'ombra di altre, anche se fossero già colpite dal bostrico, a volte è un errore, perché le indebolisce ulteriormente. Addirittura fitopatologi ormai hanno fatto anche i loro studi, hanno trovato che tirar via tutte le piante bostricate, come si dice che fa bene, no, tiriamo via tutto, è anche controproducente, perché nel frattempo sotto le cortecce di queste piante si sono sviluppati anche i parassiti del bostrico, che saranno quelli che aiuteranno a un decremento della popolazione del bostrico stesso. Quindi a volte tirar via le piante dove il bostrico è già attaccato e non c'è più, ma ci sono i suoi parassiti che servirebbero per contrastare il bostrico in altri ambienti attorno, è sbagliato, per cui tiri via anche quelli che dovrebbero fermarlo.